Si finge carabiniere e tenta di truffare gli anziani, scoperto arrestato dai militari dell'Arma veri mentre stava per compiere il raggiro. Malumore fra gli utenti del trasporto pubblico padovano dopo l'annuncio dei rincari che partiranno a giugno. In molti dicono così non si incentiva a usare i mezzi. L'allarme lanciato dal consorzio di bonifica Adige Euganeo: nonostante le piogge di questi giorni, la situazione dei fiumi è peggiore di quella dello scorso anno. Ancora un grave incidente lungo la regionale Postumia nell'Alta Padovana, schianto frontale fra auto, ferite 2 donne alla guida. Identificata la coppia di ladri che ha rubato una borsa a un'anziana durante la messa, poi sono andati a fare shopping, incastrati dalle telecamere. Una coppia di cigni per proteggere le uova del nido aggredisce le barche lungo il Piovico, sopralluogo della polizia provinciale, allerta anche per la Water Marathon. Con il pareggio di Udine, Napoli conquista il suo terzo scudetto, la festa partenopea esplode anche a Padova con la gioia dei tifosi in Prato della Valle. Buongiorno, benvenuti al TG di Telenord-Est. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca e diamo subito la linea a Padova, dove Anna De Roberto ha una notizia appena arrivata dai Carabinieri. Buongiorno Anna. Buongiorno Ferdinando, sì, conferenza stampa praticamente appena terminata, così riusciamo a darvi proprio la notizia in anteprima, una nuova operazione della compagnia provinciale dei Carabinieri di Padova che ha permesso di scoprire una persona di 34 anni originaria di Napoli che aveva tentato una truffa ai danni di un anziano, però in questo caso, è proprio il caso di dirlo, aveva scelto la vittima sbagliata. La vittima, un ex professore di chimica in pensione, ex alpino, un uomo classe 36, era stato contattato e il truffatore si era finto un maresciallo dei Carabinieri che voleva comunicare all'uomo che il figlio aveva provocato un incidente e aveva investito una donna. Era stato sottoposto a fermo, l'unico modo per poter sbloccare sostanzialmente questo fermo era pagare la cifra di 3.200 euro, ma la cosa curiosa è che aveva chiesto l'aiuto, si era avvalso anche dell'aiuto di un complice che contemporaneamente lo chiamava al cellulare facendo finta di essere un avvocato. Quindi la persona, la vittima della truffa, aveva contemporaneamente 2 utenze telefoniche bloccate. L'anziano però, una persona informata, non ha ha fiutato che potesse esserci una truffa e attraverso il cellulare della moglie ha contattato i Carabinieri 112 che sono prontamente intervenuti. Centrale operativa ovviamente che lavora 24 ore su 24, in questo caso dunque l'uomo è stato intercettato, ha tentato di scappare, è stato inseguito, è stato fermato e ora è accusato di tentata truffa. La cosa importante da raccontare è che pensate, dal settembre del 2022 i Carabinieri hanno organizzato più di 130 incontri in tutta la provincia di Padova proprio per aggiornare e allertare la popolazione, soprattutto anziana, della presenza di queste persone che tentano truffe di questo tipo, quindi fingendosi proprio dell'Arma dei Carabinieri. Fortunatamente in questo caso la truffa è stata sventata. Anna, grazie di queste prime informazioni. Se ci saranno altre notizie riguardo questi eventi, non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Noi torniamo in studio, andiamo avanti col TG, pronti a tornare a Padova non appena arriveranno altre novità, perché c'è stato un innalzamento nel prezzo dei biglietti dei bus, c'è una rivolta da parte degli utenti. Salire sui mezzi pubblici dal 1° di giugno costerà 50 centesimi in più, un aumento prevedibile, le tariffe non venivano ritoccate dal 2013, ma comunque considerevole, che ha fatto andare su tutte le furie categorie e sindacati. I padovani, utenti e rivenditori sono più cauti. Mi sembra un po' esagerato. L'aumento può anche starci, visto l'8-10% di inflazione, però non è un 8-10% l'aumento, è molto di più. Sembra anche a me un po' esagerato come aumento e quindi bisogna capire se aumentano anche gli stipendi o se aumenta la pensione, eccetera, perché altrimenti non ci adeguiamo. Ne venderai di meno secondo te con l'aumento? Si vedrà, vedremo quanto sarà l'aumento, parlano di un 30%, mi sembra abbastanza. Hai già sentito qualche lamentela? Ieri le prime. È gravoso, perché già prima era abbastanza caro secondo me. Motivo in più per prenderlo ancora di meno. È caro? È caro, sì.
direi caro, visto che paghiamo tanti servizi. Padova, città del tram, dei monopattini e delle biciclette, con un servizio pubblico che ha già dovuto rivedere diversi orari di corse per far fronte alla mancanza di autisti. Per gli utenti all'aumento dei costi deve corrispondere un miglioramento del servizio. Purtroppo in questi anni era prevedibile. Speriamo che il servizio ne valga la pena. Magari spesso e volentieri alcune persone salgono in autobus senza pagarlo il biglietto, magari se ne approfitta. C'era tutta la situazione regressa riguardo al fatto che comunque la società è comunque probabilmente con i conti in rosso e deve comunque in qualche modo recuperare. Sul piatto anche il delicato equilibrio tra l'accordo preso tra Comune, Provincia e Bus Italia e quel buco da 9 milioni di euro dell'azienda di trasporto pubblico. Dal 1° giugno i mezzi pubblici a Padova diventano i più cari del Veneto. Non credo che alla fin fine ci sarà questo calo di vendite, perché poi comunque bisogna che comunque le persone si adattino a quello che è il biglietto. Dopo quelli che sono i clienti che vedono l'articolo sul giornale sono abbastanza critici, come è normale che sia. Per necessità lo si prenderà comunque. Polemiche roventi anche per quanto riguarda l'intervento sul cavalcavia Borgomagno. Sentiamo le novità. Un pallone sul Borgomagno. Questa volta è l'associazione Generazione Padova, legata all'associazione Orizzonti dell'ex assessore Marco Carrai, a polemizzare con l'amministrazione per la chiusura della carreggiata est, quella che da Padova porta verso l'Arcella. Un autogol, lo definiscono i giovani attivisti. Siamo sul cavalcavia Borgomagno come Generazione Padova con un pallone da calcio in mano a simboleggiare l'autogol che l'amministrazione ha fatto per l'Arcella. Una scelta contro l'ambiente, perché si vanno ad allungare i tragitti delle auto che passavano sul cavalcavia Borgomagno, adesso devono passare per gli altri 2 cavalcavia che collegano l'Arcella alla città. Una scelta contro il piccolo commercio, che vede transitare i propri clienti verso i grandi centri di distribuzione di via Sarpi, due fiori all'occhiello del sindaco Giordani, e una scelta contro la democrazia padovana, perché non è stata condivisa con la cittadinanza, non è stata discussa, cittadinanza che sembra essere ampiamente contraria. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo in questo caso nella bassa padovana, ma il tema riguarda tutta la regione. Il tema della siccità pare che si vada verso un periodo davvero difficile. La situazione è molto preoccupante, è quello che stiamo cercando di far capire ai nostri agricoltori e circa 40.000 aziende del nostro territorio, del nostro comprensorio, del nostro consorzio. È una situazione che quando avranno bisogno di acqua quest'anno non riusciremo a garantire l'acqua per le coltivazioni. A lanciare l'allarme il presidente del consorzio di bonifica Adige Euganeo, Michele Zanato. È emergenza per la stagione irrigua, in particolare per l'area relativa al fiume Adige. Nonostante l'estate sia ancora lontana, i livelli idrici sono preoccupanti. Lo scenario di cui si è discusso in regione e con le associazioni di categoria degli agricoltori è quello della riduzione drastica dell'irrigazione. Uno con una riduzione di circa il 50% dell'acqua turnata ogni 10 giorni. Non sarà una cosa semplice da attuare, perché comunque è una cosa che non abbiamo mai fatto. Dovremmo arrivare a casa degli agricoltori, a casa delle aziende, dicendo che oggi tu non puoi irrigare, con dei messaggini, con degli SMS, guardando il sito. Abbiamo fatto questa mattina una riunione proprio con le associazioni di categoria per spiegare queste cose, perché la situazione non si era mai verificata e dobbiamo arrivare a far capire agli agricoltori cosa sta succedendo di fatto. Nella storia del consorzio di bonifica non era mai successo uno scenario simile, anzi il problema era diametralmente opposto, legato agli allagamenti. Le precipitazioni dei giorni scorsi non sono sufficienti, anche perché non è scesa pioggia sopra gli invasi montani. Ci sono questi contrasti che sono dovuti probabilmente a questi cambiamenti climatici in atto. In Emilia-Romagna è caduta una grande quantità di pioggia e ha causato grossi problemi con inondazioni e rotture arginali di corsi d'acqua. In Veneto, nel nostro comprensorio, la pioggia che è caduta è stata una pioggia media tra i 30 e i 50 mm, che ovviamente fa bene all'agricoltura. In Trentino Alto Adige invece è caduto molto poco ed è lì che invece ci sarebbe stato bisogno perché potessero ricaricarsi gli invasi montani, i laghi di montagna che poi alimentano il fiume.
Ovviamente questa situazione preoccupa non poco il comparto agricolo e Francesco Rattai ha intercettato per noi gli agricoltori. Sentiamo dalla sua voce, dalla loro voce in diretta qual è la situazione. Buongiorno da Polverara in provincia di Padova, siamo con Luca Trivellato che è presidente della CIA, l'associazione di categoria che rappresenta allevatori e agricoltori. Siamo con lui perché vogliamo continuare a raccontare la siccità. La pioggia di questi giorni ha aiutato, non è stata però risolutiva, non è stata una soluzione a tutti i problemi, tant'è che anche il consorzio di bonifica Adige Euganeo ha mostrato uno scenario abbastanza preoccupante per l'irrigazione dei campi per quest'estate. Presidente, com'è la situazione al momento? La situazione, come abbiamo già detto più volte, è estremamente grave sotto il profilo delle riserve d'acqua. Se la pioggia degli ultimi giorni ha alleviato il momento di coltivazione, ha permesso insomma di avere un po' di acqua utile nei campi, quello che ci preoccupa è il futuro, nel senso che mancando sistemi di accumulo, quindi invasi, e non avendo piovuto in montagna e non essendoci neve in montagna, quello che ci preoccupa ovviamente è l'elemento tendenziale, cioè dall'estate, primavera-estate, già i consorzi insomma stanno dicendo che non garantiranno comunque l'irrigazione e che si pensa ovviamente a turnazioni come era già successo lo scorso anno, però anticipate di un po' di mesi. Ecco, uno dei temi che appunto è questo della turnazione, ma voi come agricoltori come riuscite a gestire questa turnazione? Voglio dire, c'è una programmazione degli ortaggi, delle piante, del lavorato dei campi? Cioè, la turnazione serve sostanzialmente per permettere a chi è a valle di avere l'acqua che altrimenti non potrebbe arrivare se a monte si continua ad irrigare con i sistemi diciamo normali e correnti, per cui per permettere che il limitato deflusso di acqua possa arrivare poi nelle parti chiamiamole più basse della pianura, per cui nella parte più vicina al mare. E questo viene fatto attraverso una turnazione che viene comunicata dai consorzi, nei quali si chiede appunto agli agricoltori di modificare il proprio momento di irrigazione in funzione di turni assegnati per zona. Ma va a modificarsi anche la qualità di quello che viene seminato? In questo momento ovviamente c'è stata una ridotta semina del mais, che è una delle culture principi diciamo dei nostri territori, però che è molto idroesigente, e infatti molti colleghi si sono orientati più verso il frumento come cultura autunno-invernale, primaverile, e verso invece la soia per quanto riguarda la cultura estiva. È chiaro che una riflessione va fatta soprattutto per quanto riguarda il futuro, cioè una riflessione su che cosa andremo a coltivare nel futuro sarà una cosa importante che dovremo cominciare a ragionare come comparto agricolo. Ecco, questo sicuramente non lascia tranquilli, anche perché quello che viene prodotto nei campi è quello che finisce poi sulle nostre tavole. Da Polverara vi restituisco la linea. Noi ringraziamo Francesco Rattai, il suo ospite. Ovviamente questo è un tema di cui parleremo molto nell'immediato futuro, ma cambiamo ancora argomento. È arrivato il decreto lavoro, sentiamo che cosa ne pensano le associazioni di categoria. È un primo passo sicuramente importante, spero e speriamo che non sia un passo definitivo, ma che ci siano ulteriori passi. Decreto lavoro, taglio al cuneo fiscale. A margine della presentazione della settimana della sostenibilità in programma dal 15 al 19 maggio a Sant'Artemio, a Treviso, arriva un sì con riserva dagli industriali di Confindustria Veneto Est ai provvedimenti a sostegno dei lavoratori messi in campo dal governo. Occorre insistere su questa strada, chiede il presidente Leopoldo Destro. Con il quadro d'insieme che vede un'inflazione ancora crescere, aver dato un taglio al cuneo fiscale permette chiaramente alle persone di avere una possibilità in più di spesa nel carrello, è un aiuto ai lavoratori e alle famiglie dei lavoratori.
È uno scenario complesso che può volgere in positivo solo mettendo insieme tutti i tasselli, prosegue Destro. Il PNRR è fondamentale, indispensabile per la crescita del nostro Paese. Parliamo di sostenibilità, cosa non è più importante di mettere a terra opere infrastrutturali che sono una sostenibilità per eccellenza. Quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di mettere a terra il PNRR in tutto il perimetro nazionale, ma anche nel nostro territorio. Un ingranaggio a cui servono nuove forze lavoro, strategica, la componente femminile e il coinvolgimento dei giovani. E poi c'è un tema senz'altro dell'immigrazione, non trattare come slogan ma trattare come accordi mirati e precisi, perché l'immigrazione rappresenta anche questo un importante tassello da sviluppare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Apriamo la pagina della cronaca perché c'è stata una tragedia sui Colli Euganei. Un uomo si è sentito male mentre stava facendo una passeggiata sul pianoro del Mottolone con due amici. I soccorritori arrivati in elicottero da Padova non sono riusciti però a rianimare l'uomo che è morto sul posto. La vittima è Giuliano Sartori, 65 anni, di Ponso nella Bassa Padovana. Lascia una moglie e una figlia. Da un anno era in pensione, andava spesso a fare trekking sui colli. Entro poche ore sarà fissata anche la data dei funerali. Andiamo avanti con la cronaca, ennesimo incidente sulla Postumia, vediamo. La strada regionale 53 Postumia si conferma tra le arterie stradali più pericolose della provincia di Padova. Ieri sera nel tratto che attraversa San Martino di Lupari un nuovo incidente. Due auto si sono scontrate frontalmente. Le due donne alla guida sono rimaste ferite in modo serio. I pompieri accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da un'auto una delle due autiste rimasta incastrata al posto di guida. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del SUEM 118. Le due donne sono state stabilizzate e trasferite in ospedale, una in elisoccorso, l'altra in ambulanza. Sono gravi ma non in pericolo di vita. Identificati e denunciati due ladri che avevano fatto un colpo nella casa di un'anziana che era andata a messa. Sono accusati di aver rubato la borsa di un'anziana signora mentre era a messa nella chiesa della parrocchia della Madonna Pellegrina di Padova e di aver usato poi per alcuni giorni la sua carta di credito per fare shopping. Ora una coppia di padovani sono stati identificati e denunciati per furto aggravato in concorso. I fatti risalgono al 1 febbraio. L'anziana si trovava in chiesa, la coppia, lui 34 anni, lei 36, hanno rubato la borsa e poi hanno effettuato in poco tempo numerosi acquisti, circa 3.000 euro di refurtiva, vestiti, giochi, pentole e molto altro. I due sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza che li hanno immortalati mentre effettuavano gli acquisti con i soldi della derubata. Per la coppia è stato disposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Restiamo nella pagina della cronaca, ma per una notizia un po' inusuale, perché ci sono cigni aggressivi nel Piovego. Sopralluogo della Polizia Provinciale sulle acque del Piovego a Padova, in zona Pontemolino, dove da un po' di tempo vive una coppia di cigni. Nelle ultime settimane gli animali hanno depositato le uova, ma sembra che qualcuno abbia spostato il nido. I due animali quindi ne hanno fatto uno nuovo poco lontano e stavolta, per proteggerlo, come si vede dai video che circolano in rete, hanno manifestato atteggiamenti aggressivi verso le imbarcazioni che percorrono quel tratto di canale. Si nota l'avvicinamento piuttosto, eccolo qui. Nel fine settimana però si terrà una manifestazione canoistica lungo i canali cittadini. Per questo la provincia ha effettuato una serie di controlli per garantire la tutela dei cigni e l'incolumità dei partecipanti alle regate. Giustamente i due cigni stanno proteggendo il nido con comportamenti talvolta aggressivi con chi transita in canoa o con piccole imbarcazioni in quel tratto del Piovego, ha dichiarato il vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo, che continua: assicureremo tranquillità e una vita serena a quei cigni, esemplari candidi e belli di questa parte di città altrettanto bella. Vi racconteremo come andrà a finire, invece vi raccontiamo, perché come è andata a finire lo sappiamo tutti, il Napoli ha vinto lo scudetto e vediamo come è andata la festa. Canti, balli, bandiere azzurre che sventolano in Prato della Valle. La notte padovana si anima con la festa dei tifosi napoletani dopo la conquista dello scudetto, il terzo nella storia della squadra partenopea che arriva a 33 anni di distanza dall'ultimo. Abbiamo un sogno nel cuore,
Tanti napoletani che vivono a Padova e che ieri sera si sono ritrovati al Napoli Club di Tencarola, nei locali o nelle abitazioni per guardare la partita e poi dopo il fischio finale sono scesi in piazza per festeggiare con cori che da Piazza Cavour sono culminati in Prato della Valle. Una serata di gioia per tutti, anche per il questore di Padova, Antonio Sbordone, che da grande tifoso del Napoli ha seguito la partita allo stadio del Friuli a Udine, mentre a Padova il prato si tingeva di azzurro. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.